Si ordina alla cittadinanza tutta di non aprire i contatori gas. 10 le squadre di tecnici comunali e vigili del fuoco impegnati con la protezione civile ad avvisare la comunità di tenere chiusa ogni conduttura del gas, esponendo in ogni rione, condominio le ordinanze del sindaco. C'è sempre una pressione abbondante tra il contatore e l'uso domestico, il fornello praticamente. E passerà qualcuno a controllare la pressione. A passare casa a casa i tecnici di Enel Gas, giunti da tutto il Veneto con molti mezzi per mettere in sicurezza tutte le abitazioni, emergenza che si stima non rientrerà prima dei prossimi 2 giorni, come conferma il responsabile di Enel Gas. È un caso che oserei dire più singolare che raro, onestamente, almeno da quella che è la mia esperienza. Da dove arriveranno, da quali zone raggiungeranno Ponzano? Inizialmente direi da tutto il Veneto, dai vari presidi che abbiamo in Veneto e poi valuteremo se utilizzare anche imprese esterne che magari essendo più vicine ai locali ci possono aiutare a svolgere questo servizio più rapidamente. Centinaia le chiamate di richiesta di intervento ai vigili del fuoco, oltre che per i principi di incendi divampati in diverse cucine, anche per la messa in sicurezza delle tubature. Le utenze del Comune di Ponzano sono state interrotte e saranno riattivate nel momento in cui saranno verificate le condizioni di assoluta sicurezza. Senza gas e senza acqua calda, ripristinata nel pomeriggio la corrente elettrica. Nei bar e ristoranti anche stasera menù a base di piatti freddi e panini. Sono passati sia anche i vigili del paese qua. Siamo informati forse fino a stasera e domani siamo attivi di nuovo. 2 le unità di crisi disposte a Ponzano, alla Casa degli Alpini, vicino agli impianti sportivi per gli anziani come punto di ristoro e per chiedere informazioni, e all'asilo comunale per i bimbi in tenera età. Pasto caldo veloce, ci siamo attivati qui con gli alpini, con la protezione civile, di dare questo servizio, ma in particolar modo a quelle famiglie che hanno i bambini piccoli, che hanno bisogno di lavarli, di scaldargli i biberon, di scaldargli, fargli le pappette, robe di questo tipo, che sia a disposizione la struttura del nostro asilo nido.